A lei la parola. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio l'Università di Padova per aver ospitare l'incontro di oggi, questo convegno. Come diceva prima la prorettrice, questo è un convegno che si inserisce all'interno di un progetto, il progetto Lotto per Tutte, che ci sta facendo riflettere, affrontare il tema della violenza contro le donne in realtà nell'arco di tutto l'anno, e questo credo che sia fondamentale, perché c'è una giornata significativa e importante, ma poi è fondamentale che ci ricordiamo ogni giorno che esiste, questa è una realtà, la realtà della violenza, e non possiamo dimenticarcene un giorno, un'ora, un minuto. E questo progetto ci sta consentendo di affrontare questo tema da diverse prospettive. C'è stata una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la città e anche ad altri comuni con i sacchetti del pane, non so se la ricordate. È stato fatto un importante lavoro nelle scuole, proprio perché sicuramente l'educazione è il punto di partenza. Sono stati fatti degli interventi mirati e c'è un'attenzione anche rivolta alla violenza nei confronti delle donne migranti. È importante in questo momento storico tenere alta l'attenzione su questo tema, perché siamo in un momento in cui attraverso diversi canali, alle volte esplicitamente, alle volte in modo più subdolo, stiamo assistendo a numerosi attacchi ai diritti, quei diritti che ci sono stati riconosciuti attraverso importanti anni di battaglie, e la battaglia che continua è quella verso la parità, che poi immagino vedremo, ma che sappiamo, riconosciamo, non essere ancora raggiunta. E questi attacchi ci sono in Italia, ma non ci sono solo in Italia. Si parla prima, lo scenario insomma si è un po' allargato rispetto ai confini della nostra città e del nostro paese. Vediamo come in Polonia, in Ungheria, in Brasile siano sempre più numerosi tentativi di fare passi indietro. Il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, di cui si parlerà anche oggi, ci spinge a creare reti territoriali antiviolenza, e quindi è importante, ci dice che è importante la costruzione della rete. È importante che ogni soggetto che può essere coinvolto giochi un ruolo da protagonista. Noi come Comune stiamo facendo un investimento importante su questo tema, evidenziando le competenze di ciascuno, in particolare con il centro antiviolenza e il settore servizi sociali. Abbiamo sottoscritto un protocollo operativo che definisce la procedura dalla prima accoglienza all'inserimento in casa di fuga, e poi anche cura la parte dello sgancio, quindi la parte del recupero dell'autonomia e del rientro nella società, quindi la ricostruzione delle reti sociali, e con un'attenzione particolare ai bambini, le vittime di violenza assistita, rispetto ai quali è importante fare un lavoro non solo di recupero, di riparazione, ma un lavoro di prevenzione, perché sappiamo insomma le conseguenze di chi assiste a violenza quotidianamente nei confronti delle proprie madri, da parte poi del padre. Siamo alla ricerca, ma insomma stiamo lavorando bene da tempo, di una sintonia sempre maggiore tra pubblico e privato, che crediamo essere assolutamente fondamentale. Ecco, quindi questo è il lancio, i saluti dell'amministrazione, per la quale questo tema è veramente centrale, e niente. Sicuramente oggi sarà un'occasione di riflessione anche che apre l'attenzione proprio sul tema della costruzione delle relazioni, la costruzione delle reti con le istituzioni. Questo è
un elemento centrale per lavorare e sulla prevenzione e sulla riparazione, sulla presa in carico e sulla fuoriuscita da questa esperienza tragica che è la violenza. Buona giornata a tutti, grazie.